Dopo la retrocessione nel 99-2000, per il Cagliari sarà difficilissimo risalire in Serie A. Fin dal primo anno ci sono tante difficoltà. Cellino sarà impegnato a capire cosa deve fare per tornare nella massima serie. Riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari interno in area, il passaggio, gol! Le operazioni imprenditoriali dopo la retrocessione del campionato precedente sono delle grandi operazioni, perché Cellino la liquidazione la mette in atto incassando un bel po' di soldi. Vende Macellari, vende Momà, vende Zebinà, vende i pezzi pregiati di quel Cagliari, vende O'Neill soprattutto, vende tutti i pezzi pregiati e si tiene comunque una squadra che già con quelli che sono i calciatori rimasti potrebbe già fare la sua bella figura nel campionato di Serie B, potrebbe concorrere per la massima serie. Però esagera perché non tiene nemmeno Berretta e De Patre. I due giocatori sono ancora nella rosa del Cagliari all'inizio del campionato, ma non giocheranno una sola partita, anche loro partiranno. Quindi perdere tutti questi giocatori diventa un peso particolare per la nuova squadra, 6 giocatori particolarmente importanti. Come pensa di rimediare Cellino? Acquista 2-3 giocatori che hanno anche un nome: Buso, Fontolan e Lucenti. Di questi 3, Buso sarà disciplinato per tutto l'intero campionato e darà il suo contributo, pur non essendo più un ragazzino. Fontolan invece abbandonerà durante la stagione, non completerà neanche il campionato e appenderà le scarpe al chiodo dopo un buon inizio, una partita in particolare vinta con il Pescara per 2-1, lui subentra dalla panchina che firma una doppietta, quei 2 gol rimarranno gli unici. Invece colui che poteva dare un contributo e poteva integrarsi perfettamente con la squadra è Giorgio Lucenti, più giovane degli altri e sicuramente un calciatore che poi negli anni successivi sarà un giocatore utile per la causa rossoblù. Alla base del fallimento del 2000-2001 c'è probabilmente una certa superficialità del presidente, che pensava che con 2-3 ritocchi, con 2-3 giocatori di esperienza, potesse immediatamente tornare nella massima serie. È questa mossa che probabilmente lo tradisce. Non si fa consigliare, è vero, ha un direttore sportivo, ma è Luciano Serra, un direttore sportivo fatto in casa, preparatissimo per quanto riguarda i giovani, ma non certo uno scaltro nel mercato continentale, tanto da poter identificare quei calciatori che immediatamente potevano puntellare la squadra. Ha un vivaio notevole a sua disposizione, molti giovani che sono cresciuti sotto l'ala di Elvio Salvori, quasi tutti i giocatori del 79-80, sono molti giovani che poi debutteranno in campionato e all'inizio di questo campionato riusciranno a dare anche un notevole contributo. Oltre a questi di giovani ne ha altri che erano arrivati l'anno prima, Suazzo e Conti su tutti, quindi su questi giovani si poteva puntare per puntellare la squadra con un pizzico di esperienza, ma nei punti giusti, e fare in modo che la squadra potesse andare in continuità, e invece viene stravolta da arrivi che non sempre rispondono alle caratteristiche necessarie. In particolare gli arrivi che suggerisce Bellotto, il nuovo tecnico, un tecnico che arriva dall'esperienza col Treviso e chiede 2 giocatori su tutti. Uno è Beghetto, che segnerà un solo gol in tutto il campionato, e l'altro è Alessandro Orlando, che ormai vive di ricordi. Per quanto riguarda il tecnico, si imparerà poi negli anni successivi che Cellino deve maturare ancora una consapevolezza, che se non c'è feeling con la persona, difficilmente saprà sopportare i momenti di difficoltà, e in effetti le sue insicurezze emergeranno immediatamente appena la squadra non riesce più a tenere il ritmo per rimanere tra le prime 3-4 squadre del campionato. I dubbi che matura sono dubbi soprattutto legati al rapporto interpersonale. Fin dalle prime giornate, fin dal ritiro, in Bellotto vede sì un grande lavoratore, ma una persona con il quale è difficile dialogare perché la filosofia di vita è totalmente opposta. Negli anni a seguire verificheremo che più il personaggio, la persona, l'allenatore persona è consono a quelle che sono le caratteristiche, se vogliamo l'effervescenza del presidente, e più riuscirà ad avere fiducia e insieme riusciranno a costruire delle cose positive. Altrimenti finirà tutto alla prima difficoltà. Alla prima difficoltà, per mancanza di fiducia, si interromperà il rapporto.
Quando inizia il campionato al Cagliari mancano ancora i rinforzi, soprattutto quelli che arriveranno dal Treviso, quindi il debutto avverrà con quelli che sono i pezzi forti fino a quel momento messi insieme. Uno di questi è certamente Fabrizio Camarata, è l'acquisto più costoso della storia del Cagliari in quel momento, arriva dalla Verona dove aveva festeggiato più volte il gol contro la Juventus, gol che gli valgono probabilmente la fama particolare. Camarata, cresciuto nel vivaio juventino, diventa la bestia nera dei bianconeri e quindi particolarmente simpatico a tutti coloro che non amano la Juventus. Nel Cagliari non andrà malissimo, ma da lui si aspetterà molto di più di quello che poi riesce ad ottenere. Il debutto è comunque positivo, segna il primo gol del campionato e insieme a lui i ragazzini che vengono schierati in quella partita. Uno è Sulcis, il terzino sinistro, e poi una doppietta di Emiliano Melis, uno dei talenti cresciuto nel vivaio cagliaritano con la bella squadra che Salvori aveva portato fino a giocarsi anche il quarti di Coppa Italia contro il Bari di Cassano, per avere un termine di paragone. Tanti saranno i giovani che vengono fuori da quella squadra, insieme a Melis anche Carrus, ad esempio Capone, che sarà protagonista di questo campionato. Insomma, debutto positivo contro il Crotone con un bel 4-0. Non c'è ancora Beghetto quando il Cagliari va a giocare a Treviso. Beghetto aveva giocato l'anno prima con Luca Toni, una coppia che aveva prodotto tantissimi gol. Aveva segnato di più Beghetto, ma Toni era a un gol di distanza. Tra i due il Cagliari aveva pensato che quello valido, quello più forte, forse Beghetto, malgrado in molti dicevano che Toni era invece il giocatore più incisivo e lo dimostrerà poi negli anni a seguire. Sta di fatto che quando si gioca a Treviso-Cagliari Beghetto è da avversario che gioca e sarà un avversario che però viene battuto dal Cagliari che vince per 2-1, ancora un Cagliari imbottito di ragazzini. Il rigore che porterà al vantaggio rossoblù ad esempio è procurato ancora una volta da Emiliano Melis, che ancora fa parte dei titolari. Con lui c'è anche David Suazzo, Camarata, Emiliano Melis. Sono questi i tre attaccanti che ci sono all'inizio del torneo e che potevano essere anche quelli da tenere nel corso della stagione, se non fosse che si aveva paura di mancare, soprattutto perché si pensava che ci volesse un ariete. Insomma, quando arriva Beghetto, molti dei giocatori che avevano debuttato positivamente, che avevano vinto le prime 3 partite, la terza in casa contro il Pescara, ne abbiamo fatto cenno a proposito di Fontolan, doppietta di Fontolan, dopo le prime 3 partite vinte cominciano ad arrivare i guai perché la squadra va amalgamata e soprattutto c'è una composizione strana di questa stessa squadra, giocatori molto giovani o giocatori troppo anziani. È chiaro che alla fine si creano i gruppi e i gruppetti e quelli che hanno sempre giocato, soprattutto quelli che arrivavano essendo dei punti di forza, tendono a voler rivendicare il loro posto e il fastidio che provocano i giovani porta a non integrare perfettamente questi giovani che pian piano vengono lasciati stare, anche se in questo campionato alcuni di loro si distingueranno. Nello specifico Gigi Beghetto porta via spazio chiaramente a Suazzo, che più che a Camarata, a Suazzo e a Emiliano Melis, in particolare quest'ultimo. Invece Alessandro Orlando porta via spazio a Giovanni Sulcis, che giocherà meno di quanto avrebbe giocato, anche se poi Sulcis, quando va via dal Cagliari, dimostra che può giocare in Serie A anche con altre squadre. Abbandonerà il Perugia, ad esempio, perché vuole studiare, non perché non avesse un contratto. Aveva ancora la possibilità di giocare in Serie A, poi decide di seguire gli studi invece che rimanere nell'ambito del calcio. Tra gli altri sono rimasti giocatori importanti, c'è il portiere Scarpi, c'è Villa, c'è Grassadonia, sono tutti giocatori di un certo peso. C'è soprattutto l'arrivo di Daniele Conti dell'anno scorso, che è dell'anno precedente, che diventa un arrivo importante per questa stagione. Conti, alla fine del campionato, sarà il terzo miglior marcatore, 12 gol li farà Suazzo, 11 li farà Camarata, 6 li farà Conti. Quindi se andiamo anche a conteggiare i gol di questi 3 elementi, le cose non andavano così male. Se poi aggiungiamo a questi altri giocatori che emergono, Modesto ad esempio, che anche lui si inserisce piano piano e diventa un giocatore di quelli che contano, ci si rende conto probabilmente oggi, analizzando quella squadra, che se non fossero stati chiamati quei calciatori che poi hanno bucato clamorosamente la stagione, probabilmente si sarebbero già gettate le basi, forse non per la promozione immediata, ma certamente per una promozione immediatamente dopo. Il nodo era legato soprattutto al tecnico, perché finché si vince, e Suazzo e Camarata vincono diverse partite in coppia con delle grandissime gare, una su tutte il 3-0 sull'Empoli con
situazione, doppietta dell'uno e gol dell'altro, ma con un'intesa straordinaria, soprattutto quando partivano in contropiede, se non fosse che poi alla fine c'erano comunque le esitazioni, i momenti critici, i momenti bui. I momenti bui finivano per minare la certezza del presidente in riferimento al tecnico. Tant'è vero che quando poi non arrivano più i risultati per un certo periodo e si va incontro alla sconfitta contro il Chievo, non ci pensa due volte Cellino a licenziare Bellotto. Eppure il Cagliari era a appena 6 punti dalla quarta posizione. A fine stagione sarà troppo facile prendersela con Camarata, che non ha segnato 20 gol, ma ne ha segnato 11, con lui, ripeto, 12 li ha firmati Suasso, malgrado Beghetto portasse via spazio. Beghetto ne ha firmato uno solo, gol peraltro in una partita persa. Gli altri giocatori si erano messi a disposizione della squadra e riuscivano in certi momenti anche a caratterizzare delle improvvise fiammate. Mancava la costanza, quella che tipicamente ti riesce a garantire un giocatore di centrocampo, soprattutto un leader di centrocampo. E lì c'è il secondo errore di questa stagione. Potevi rimediare, potevi leggere bene quello che era successo fino al mese di dicembre per far arrivare poi a gennaio i giocatori giusti. Invece a gennaio arrivano due giocatori ancor più inutili. Uno ha un grande nome, arriva dai Grasshoppers dei svizzeri, è un italo svizzero, si chiama Antonio Esposito. Era capitano addirittura delle cavallette svizzere, ma non riuscirà mai a incidere, anzi sarà un giocatore che deluderà rispetto a quelle che erano le aspettative. L'altro è addirittura un giocatore che arriva dalla C e non si capisce per quale motivo sia arrivato, Filippo Medri, che non rimarrà certo impresso nella mente della gente, perché di quel livello calcistico il Cagliari aveva certamente dei giovani che potevano giocare di più. Giovani che vanno e vengono perché qualcuno parte perché non trova spazio, Melis e Carlos ad esempio, e altri invece riemergono. Uno che non è più giovanissimo e che inizia a giocare con la prima squadra è ad esempio Sebastiano Pinna, il mediano, che troverà un suo punto d'equilibrio andando a ricalcare un po' quello che era stato in precedenza Marco Sanna per il centrocampo, cioè un gran lavoratore, un portatore d'acqua che ti può aiutare nei momenti difficili. Insomma, in tutta questa confusione, in tutte queste incertezze che emergono nella prima parte di stagione, il Cagliari non riesce a essere sempre tra le prime posizioni, ma è un campionato talmente equilibrato che si poteva aver pazienza, che si poteva aver costanza, dove non c'era bisogno di farsi prendere dal panico. E invece è quel che capita. Come abbiamo detto, sconfitta contro il Chievo e cambio di tecnico. Allora, la motivazione dell'esonero di Bellotto rimane un po' misteriosa, perché non è che avesse perso 52 partite di fila tanto da giustificare un provvedimento di questo tipo. Era proprio legato alla sensazione che non avesse più in pugno la situazione e non fosse in grado di trasmettere quella grinta che serviva per l'accelerazione, non volendo pensare a un campionato da passisti dove poi si arriva allo sprint e si tenta di giocare tutto in quel frangente. Quindi si cambia a 14 giornate dalla fine, ripeto, a 6 soli punti dal quarto posto che valeva ancora la promozione, e si chiama Beppe Materazzi. Bene, il cambio è l'errore più grande di questa stagione, perché nelle 3 giornate iniziali di Materazzi si perdono i punti che sarebbero valsi probabilmente il mantenimento delle distanze per poi accelerare successivamente, come il Cagliari saprà fare. C'è un altro aspetto che probabilmente provoca un cambio di marcia, perché Bellotto, è vero, aveva ottenuto di media 1,5 punti a partita, quindi una la vinceva, un'altra la perdeva, nelle due prendevi 1,5 punti. Materazzi ne prende uno solo di punto a partita, quindi se alla fine si fanno i calcoli ci sarebbero stati 7 punti in più che ti avrebbero permesso di essere proprio a ridosso delle prime 4 posizioni, a 2-3 punti comunque dalla promozione. L'aspetto è che quando subentra un tecnico, molte volte il tecnico stesso vuole giustificare per forza il fatto che ci sia stato un cambio e quindi invece che conservare la squadra con quelle che erano le caratteristiche che aveva, con gli uomini che stavano giocando, magari tende a cambiare qualcosa. Anche in questo caso avviene questo, perché tra gli altri giocatori viene lanciato ad esempio Giovanni Soro, un altro di quei giocatori cresciuti nel vivaio, un altro di quei giocatori interessanti che per sensazione probabilmente del tecnico doveva essere immediatamente colui
colui che risolveva i problemi del centrocampo del Cagliari, che purtroppo non potevano essere caricati addosso né di solo che si stava presentando alla massima scena, tantomeno era stato capace di farlo Antonio Esposito, che di esperienza ne aveva. Insomma, il centrocampo era quello che andava costruito, che aveva tanti giocatori giovani e di prospettiva. Abbiamo detto di Daniele Conti con i suoi 6 gol e con la sua caratteristica, in questo caso più da fantasista che da playmaker, come lo conosceremo più avanti, ma tutto sommato aveva le qualità per poter essere costruita una squadra costantemente, con un progetto, senza stravolgere sempre, senza dover far entrare e uscire giocatori sia giovani che di esperienza per dimostrare chissà che cosa, forse solamente per soddisfare la fretta del presidente, che aveva programmato un ritorno immediato e quando vedeva che non si ammazzava il campionato entrava in ansia, perché sapeva benissimo che dopo quell'anno sarebbe stato tutto molto più difficile. Il millennio inizia quindi nel modo peggiore, cioè il Cagliari che doveva avere un progetto, il Cagliari che aveva posto le basi già con Ventura per avere un grande futuro, del tutto smontato in 2 anni, prima da Olivieri e poi nel secondo anno dello stesso Cellino, per tentare di sfruttare appieno tutte le risorse economiche che poteva trarne, deve ricominciare da capo e ha pochissimi punti di riferimento, soprattutto ha dei riferimenti che non garantiscono immediatamente continuità, perché sono giocatori in larga parte attaccanti, abbiamo detto di Suazzo, si punta ancora su Camarata, ha ancora dei giocatori che sono rimasti dalla vecchia guardia, Lopez, Villa per quanto riguarda la difesa, Begone che si affaccia per il centrocampo, ma non ha una struttura, una base, una spina dorsale che ancora può dire qualcosa nel campionato di B, che è un campionato sempre lungo e difficilissimo, è un campionato dove l'inverno si sente particolarmente.